tutto parte da una violenza che noi abbiamo fatto alla terra. Pensate agli incendi in Australia, alle foreste abbattute in Amazzonia, alla plastica sul mare, alla quantità di aerei che inquinano l'aria. Abbiamo fatto veramente il disastro dei disastri. Io credo che questa cosa vada vissuta in pieno petto, bisogna viverla perché ci riguarda tutti molto da vicino, per cui è inutile far finta anche per 2 ore al giorno che non esista. È urgente essere più partecipi della politica. Abbiamo la pessima abitudine di limitarci a brontolare. Il nostro paese ha una Costituzione meravigliosa, guadagnata con la Seconda Guerra mondiale. Perciò appena si torna alla vita normale sarebbe bene parteciparvi. Spero che tanti miei colleghi facciano presto i loro film e che il cinema faccia tesoro di questa esperienza per capire meglio la vita, perché la vita è un dono meraviglioso e ogni vita è la vita di tutti. In questo periodo il cinema è fermo, ma credo che questo momento possa servire per mettere in piedi nuove idee e per poi, finita la quarantena, riaccendere i cinema e condividere la passione che ci unisce per i film e per questa bellissima arte. Credo che ci sarà un girare la macchina da presa verso l'interno, e quindi raccontare storie, ripartire dalle persone e dalle piccole cose, dal micro. Come cambierà il mio modo di percepire, di immaginare, di scrivere, di recitare, non lo so, sarà soltanto il tempo a dirmelo, a spiegarmelo. Preferisco usare questo spazio per dire qualcosa che mi sembra forse più prezioso in questo momento. Ci sono 600.000, 700.000 persone, non penso soltanto ai registi più o meno affermati, agli attori più o meno affermati, ma penso ai lavoratori dello spettacolo in senso generale o della cultura in senso generale, penso ai tecnici, ai macchinisti, agli elettricisti, ai fonici, alle maschere dei teatri, ai ragazzi che lavorano nei bar dei teatri, alle ragazze che sbigliettano, a quei giovani che negli angoli delle stanze dei musei ci pregano di non toccare i quadri preziosi. Ecco, queste persone e le loro famiglie in qualche modo non riescono più ad andare avanti.